Buonasera amici azzurri, ma non è possibile che sti rubentini mi messaggino sempre? Ma come ci fa? Sapete che sto pensando? Che secondo me questi videomessaggi ci è diventato VIP dei rubentini, il tormentone dei rubentini, come vedono a me vedono i reali. E io mi diverto perché bello è buono, dei messaggi vedo altri. Ma che bello, sta uno che mi dice come mangia vestito, sta uno che mi dice come mangia la roba, sta uno che mi dice come ci mette i scarpe, ma io faccio una cosa, non è tutta la cosa, neanche sta servitù, ma che fai tu? Neanche ti serve, non so a me. Poi volevo dire una cosa, ma non è per mezzo mio che i messaggi, che i videomessaggi, scusate, per mezzo mio vi schifano, no, ma io i videomessaggi è da poco che faccio, è da poco che voglio parlare insieme agli amici miei azzurri e ste emozioni e vi schifano. Però voglio dire una cosa, non è perché mo sto un ghifo perciò vi schifano, no, è pure una vita che vi schifano, un'eternità, e mo ci cominciò e ne avete viste ancora niente, rimane sta Juve e Genoa, prima sto Napoli, amore mio, ma rimane sta Juve e Genoa. E che vi posso dire? Voi sapete che genovani che sono, no? Per noi, sono i fratelli Grifoni. Rimane i Grifoni, vanno a grifamare, non più, rimane a schiattare capo i cuginetti. Forza Grifoni, forza Genoa, schiatta la capa a sti rubentini. Che poi, se schiatta la capa, vi faccio un altro videomessaggio, perché quando vedo i messaggi dei rubentini che mi commentano, ma che già fai? Io me la credo troppo assai. E rispondo a quel blocco. Perché alla fine è come se io sento un bagno a tirare su squadra. È la stessa cosa. Ma, ciao Vagliù, forza Napoli, sempre comunque a dovunque, tutto riesce, è sempre Munnezzi. Ma, ciao.